Esiste una categoria di criminali che non rispetta la pace dei morti, gente pronta a saccheggiare e profanare tombe, a rovinare chiese, pur di racimolare qualche quintale di rame da rivendere al mercato nero. Un fenomeno divenuto una vera e propria piaga, innumerevoli gli assalti notturni in questi mesi a Preganziola, Francenigo, Arcade, per non parlare della terribile devastazione subita dal cimitero comunale di San Lazzaro a dicembre. Un'escalation preoccupante che ha spinto la polizia a predisporre una vera e propria task force. Nella notte scorsa i frutti dell'impegno. È da poco passata mezzanotte quando gli agenti della terza sezione antirapina della squadra mobile, appostati a Maserada, notano 3 figure sospette introdursi nel locale cimitero. Le 3 ombre nell'oscurità lavorano per ore, divelgono tutte le grondaie della chiesetta, razzano vasi dalle tombe. I poliziotti li aspettano per coglierli con le mani nel sacco, cosa che avviene dopo che temporaneamente si spostano a Vazzola per poi far ritorno a Maserada. Sono 3 rumeni, uno di loro già noto alle forze dell'ordine. Quello che a volte fa rabbia è che per monetizzare, per avere un guadagno che può essere di 5 o 10 mila euro, creano dei danni alle strutture cimiteriali, quindi proprio alla struttura logistica, molto ingenti, anche di 5-10 volte superiori. Già, i danni, le devastazioni lasciate dai tombaroli a Maserada oscillano tra i 30 e i 50 mila euro, denaro che difficilmente potranno risarcire. Avevano caricato tutto su una station wagon pronti alla fuga, ma l'arresto avvenuto in flagranza di reato ha permesso di stroncare l'attività della banda, ora accusata di furto aggravato. I rilievi, come le impronte e le eventuali tracce di DNA lasciate, serviranno ora a stabilire il loro eventuale coinvolgimento in episodi analoghi. Riteniamo e dobbiamo cercare di capire se siano loro gli autori anche di altri furti presso altri cimiteri. Sicuramente questa sera un bottino importante, 300 kg quasi di rame, e pronti a smerciarlo.